Associazioni, sindaci, politici regionali e cittadini. Questa è la platea che questa mattina si è ritrovata davanti ai capannoni dell'ex CC di via Granze a Pernumia. Il motivo della protesta non sono gli stabili abbandonati, ma ciò che si trova al loro interno. 50.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, una vera e propria bomba dormiente. La struttura, nota come Fabbrica dei Veleni, è presente dal 2002 e tutti sono concordi sul rischio che una mancata bonifica può avere. Al suo interno si è già formato percolato, una sostanza altamente tossica, e l'ubicazione dell'edificio fa anche preoccupare per la vicinanza del canale Vincenzone, che se dovesse esondare creerebbe una vera e propria catastrofe. Le associazioni perciò chiedono alla Regione un piano e fondi per la rimozione del materiale presente. Incredibile, un po' la figlia di questo modello di sviluppo, insomma, no, che si è innescato nel Veneto, dove i vecchi capannoni erano e sono utilizzati per ammassare i rifiuti con lavorazioni che ricevevano delle autorizzazioni un po' diciamo semplificate e che alla fine producevano e hanno prodotto i disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Siamo particolarmente preoccupati, e poi lo diranno anche gli amici del comitato SOS NCC, gli amici della Vespa, che particolarmente in questi anni hanno seguito tutti gli sviluppi della vicenda, ma siamo particolarmente preoccupati e siamo qui proprio per sottolineare la preoccupazione, perché in questi 16 anni in cui sono proseguita questa situazione, le cose sono cambiate, ma sono cambiate in peggio, perché abbiamo visto, lo stiamo vedendo, l'accentuazione dei fenomeni climatici è un qualcosa che ormai fa parte del nostro vissuto, della nostra quotidianità. Non possiamo più star qui ad incrociare le dita. Qualche anno fa, sapete benissimo, una tromba d'aria ha lambito questo territorio. Proviamo solo a pensare che cosa potrebbe essere successo se questa tromba d'aria avesse investito capannoni che sapete sono fatiscenti, sapete che hanno problemi di tenuta, sapete che hanno una copertura precaria, sistemata alla meno peggio dopo le proteste dei cittadini e dei residenti. Sapete che qualche anno fa il canale Vincenzone, che praticamente è a 50 metri da questi capannoni, ha rischiato l'esondazione. Ecco, abbiamo rischiato che questa cosa avvenisse nei giorni scorsi e purtroppo, cioè è inutile star qui a girarci attorno. Sappiamo che è un rischio vero, un rischio concreto. E allora quello che stiamo chiedendo con forza agli amministratori, in particolare in questo caso alla Regione Veneto, perché è la responsabile, diciamo, della salute pubblica dei cittadini ed è l'unica che ha i mezzi per poter sostenere i costi di una bonifica che noi riteniamo assolutamente urgente e non più rinviabile. Solo sul nostro territorio, perché a volte la gente passa davanti, vede un capannone e dice ma vabbè, un capannone, ma qual è il problema? E poi dentro si scopre che ci sono 45.000 tonnellate ancora di materiale tossico che crea enormi problemi per la salute, ma da fuori sembra tutto normale. Avete visto incendi su incendi di capannoni, 22 nell'ultimo anno. Si parla di rifiuti che vengono stoccati dentro, magari addirittura dalle mafie. Abbiamo visto i servizi di fanpage, parlavano di camorra che viene qua a stoccare dentro i capannoni e poi gli dà fuoco e basta, il problema è risolto. Il problema non è risolto. Il problema è risolto nel momento in cui noi siamo qui a combattere per questo, per fare luce su questi temi, per informare tantissime altre persone, per prendere anche la politica per la giacchetta, e più vedo persone che se ne fanno parte, più diversi colori politici, perché rendiamoci conto, parliamoci chiaro, è stupido mettere una bandierina sopra e dire questa è una battaglia mia, quella è una battaglia tua, questa è una battaglia di tutti, questa è la salute e l'acqua la beviamo tutti, le cose che ci sono qua attorno coltivate le mangiamo tutti e non guarda in faccia a niente a nessuno. Sfiscia Channel News, Pernumia.